10 agosto, San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Le stelle cadenti vengono associate ai tizioni ardenti su cui fu martirizzato appunto San Lorenzo, che era un arcidiacono di origine spagnola del III secolo. Ma cosa sono le stelle cadenti? Lo abbiamo chiesto al professor Roberto Ragazzoni, direttore dell'Osservatorio dell'Università di Padova e accademico dei Lincei. Il fenomeno avviene ogni anno perché la Terra incontra la orbita di una cometa, che è una cometa della Swift-Tuttle, e questa cometa lascia dietro di sé questa scia di materiale. La Terra, entrando nell'orbita, quando questo materiale entra nell'atmosfera terrestre, si incendia, brucia, diciamo, entrando in atmosfera, e fa questo fenomeno apparente di stelle cadenti. Ovviamente le stelle rimangono in cielo, non c'è nessuna stella che è davvero caduta. In una bellissima notte di cielo buio si possono contare fino a 3000 stelle. Il momento migliore per vedere le stelle, però, non è la notte tra il 10 e l'11 agosto. Il picco è previsto per l'11 e il 12, ma certamente anche questa sera, il 10, ci saranno molte stelle cadenti. Meglio guardare verso nord-nord-est, dove c'è la costellazione del Perseo, ma non c'è bisogno di individuare la costellazione. Le stelle cadenti sembreranno venire da quella direzione, perché è come guardare la pioggia quando si guida in auto, che si va in una certa direzione e le gocce di pioggia sembrano tutte provenire dalla direzione verso cui ci si sta muovendo. Il Veneto, grazie a una legge regionale, può vantare un minore inquinamento luminoso, quindi una visione migliore delle stelle cadenti. Resta comunque valido il consiglio di allontanarsi dalle città. Prima metà della notte, nord-nord-est, occhi aperti e un cielo buio, non abbiate luci nei paraggi perché altrimenti sarà difficile vederle.